Buongiorno. Sì. Hablo español. Sì, fra l'altro abbiamo anche aziende messicane qui in Veneto, che sono leader di mercato. Allora, grazie e buongiorno a tutti. Per chi non avesse capito, stamattina ho ricevuto anche l'ambasciatore del Messico. Magari qualcuno dice cosa stanno parlando questi. Allora, test rapidi, 4.729.000, test molecolari 5.327.000. Quindi 10 milioni sono passati. Abbiamo superato i 10 milioni di test. Il numero di positivi totale rintracciato oltre 10 milioni di tamponi sono 422.233. Scusate, foglio un po'. Il numero di positivi in questo momento ovviamente continua a calare, 10.531. Nelle ultime 24 ore abbiamo trovato 159 positivi. E oggi segniamo un record delle ultime 24 ore perché 159 positivi rappresentano lo 0,46% dell'incidenza, o meglio prevalenza, su 34.431 tamponi. Cioè oggi la giornata con il valore più basso della storia. Cosa vuol dire? Vuol dire che fra l'altro è veramente basso, 0,46, perché è riferito a 34.431 persone testate perché per aver avuto un contatto stretto con un positivo, con uno dei 159 positivi. Quindi è veramente un buon dato questo, che è un indicatore che conferma questa tendenza che è in corso. I ricoverati in questo momento in Veneto sono 833, anche qui si sta ancora calando, meno 12. Gli 833 sono così suddivisi, 738 in area non critica, quindi in area medica, e 95 in terapia intensiva, quindi rispettivamente meno 11 in area non critica e meno 1 in terapia intensiva. Terapie intensive che si sommano ovviamente alle terapie intensive non Covid, che sono 341. Totale dei decessi 11.532 più 2. Restiamo ancora all'ottava regione in Italia per mortalità e quella con minor mortalità tra le regioni più colpite. I dimessi sono 21.570. So che lo dico tante volte, però voglio ricordarlo. 422.233 sono i positivi, trovati con oltre 10 milioni di tamponi. Metà di questi non ha avuto sintomi. E uno dice, perché li avete trovati? Perché nel fare testing, contact tracing, li abbiamo trovati facendo tamponi. L'altra metà ha avuto sintomi da insignificanti fino a gravi, dell'altra metà, che sono circa 210.000 se vedete, quindi sono stati curati a casa, quasi 180.000 persone sono state curate a casa, quindi dei 400.000, metà non hanno avuto sintomi, 180.000 si sono curate a casa, 21.000 sono andate in ospedale, che è esattamente il dato che ci dà statistico del 5-7% del totale dei positivi rintracciati, eccolo qua, 5 per 4, 20, lo vedete, sono 20.000 persone che hanno avuto bisogno dell'ospedale. Lo dico perché si legge spesso, no, ma si possono curare a casa, sì, sostanzialmente di 422.000 positivi, solo 20.000 sono andati in ospedale, il resto, questi qua, 380.000, o non avevano sintomi o 180.000 sono stati curati a casa. Ve lo dico perché dietro c'è la squadra ovviamente dei medici di base, delle USCA, insomma di tutti quelli che hanno lavorato per la cura a casa, a domicilio dei nostri pazienti. Le vaccinazioni stanno procedendo, ovviamente siamo nei giorni di magra perché adesso attendiamo l'arrivo dei vaccini, e arrivi importanti rispetto a forniture degli RNA messaggeri, quindi di Pfizer
in particolar modo. Vi confermo che abbiamo intenzione di aprire al mondo del turismo, con tutta probabilità apriremo con la modalità della forzatura, cioè nel senso che l'operatore turistico entra nel nostro sito e troverà la casella operatore turistico, si prenota e ha l'obbligo di certificare la sua posizione, quindi il contratto di lavoro o una dichiarazione del datore di lavoro per la vaccinazione. Vi dico anche che con l'assessore abbiamo fatto una lunga riunione stamattina e noi avremo un'opportunità che sono, pensate, 20.000 ce li abbiamo già più o meno, 40.000 arrivano la prossima settimana, Johnson & Johnson si va a 60.000. Quindi stiamo facendo una verifica per capire anche il grado di utilizzabilità sotto i 60 anni di questo vaccino, perché sarebbe molto ambito dal mondo del turismo, perché prevede una sola dose ed è ovviamente un vaccino assolutamente certificato EMA, autorizzato e tutto. C'è il tema del consenso informato, ma vogliamo fare una cosa in assoluta sicurezza e certezza. Comunque vi annuncio che noi al più tardi della prossima settimana, cioè proprio farla al massimo alla fine della prossima settimana, partiamo con l'operazione del mondo del turismo. Adesso vedremo di capire se riusciamo a recuperare la Johnson & Johnson, riusciamo subito ad avere 60.000 dosi pronte, che sono 60.000 dosi definitive, vi ricordo. Se non riusciamo, partiremo con slot non a pieno regime, ma andremo a regime nelle settimane successive, perché poi mancano sempre i vaccini. Cioè, vorrei ricordarvi che in questo paese si parla sempre di dati statistici, di quanto vacciniamo, di quanto facciamo, ma ci si dimentica di dire che non abbiamo vaccini. Cioè, vi è chiaro che noi non abbiamo vaccini. Se voi vedete il nostro bollettino di oggi, ne stiamo facendo 32.000, 32.000, ma noi potevamo farne 3 volte tanto. Non abbiamo vaccini. Siamo ormai al 96% di magazzino esaurito, se non arrivano vaccini, pensate, se andate a vedere il bollettino che vi daranno oggi, vedrete Pfizer meno 6.000. Uno dice, come fa il magazzino avere meno 6.000? Ve l'ha prestato qualcuno? Sono le famose settime dosi, no? Che ci mandano in negativo nel conto, in negativo positivo, nel senso che siccome non erano caricati a magazzino come 7 dosi, ma come 6 dosi, se tu fai le 7 dosi, il magazzino ti dice guarda che stai consumando più vaccino di quello che hai, ma non è così, consumiamo quello che riusciamo a aspirare dal fondo della boccetta. Quindi è veramente una roba tragica la mancanza di vaccini. Cioè io spero che le forniture annunciate in giugno siano così poderose come previsto e che lo siano ancora di più, perché guardate che se di questo passo le regioni virtuose, di fatto noi che abbiamo vaccinato tanto saremmo bloccati con seconde dosi dappertutto, poi è inevitabile, no? Se non le fai prima, le fai dopo. Quindi abbiamo ritarato il tema dei 42 giorni, anche qui, faccio appello anche ai centri vaccinali. Noi abbiamo detto, cioè è stata fatta una circolare, ma non vorrei fosse stata male compresa, allora lo dico io, 35 giorni. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che nell'ambito diciamo, del lasso di tempo tra i 35 giorni e i 42 di richiamo, di mezzo ci sta l'eventuale problema personale, no? Cioè non è che uno deve tornare a casa dal centro vaccinale con 35 segnato. Se il 35esimo giorno è in vacanza, via per lavoro, glielo faranno il 36, 37esimo, 38esimo, fino al 42esimo. Questo è il senso della circolare. Mi si dice che qualcuno fissa di default a 35 e non accetta, come si può dire, ragionamenti. Ecco, invece dico che è fondamentale, se avete problemi in quel lasso di tempo tra il 35esimo giorno e il 42esimo, siamo qui, che poi se ci pensate risolviamo anche il problema di qualche evento che va in giro a fare vacanze, che non deve tornare a casa e farsi la seconda dose, perché un po' si programma e via. Su agosto stiamo tentando di programmarci, ve lo dico in anteprima, affinché le 2 settimane centrali lasciano più libertà possibile e vincoli il meno possibile i nostri cittadini, in modo tale che possano dare l'ultima fiammata di vacanze, chi le farà, no?
Lo dico perché il problema del Veneto è anche quello di garantire che la nostra industria del turismo possa lavorare. Tanti veneti, ad esempio, fanno le vacanze in Veneto, qualcuno va in giro per la regione, ci mancherebbe, ognuno va dove vuole, cioè il turismo è libertà. Però anche qui, agosto, le 2 settimane centrali, quelle di Ferragosto, vorremmo fare in modo di avere pochi richiami, se non prime dosi, per chi se le fissa. Cioè se uno dice io voglio farmi la prima dose il 14 di agosto, gli faremo la prima dose il 14 agosto, ma se l'è fissata lui, non è che ha avuto obblighi vaccinali. Questo ve lo voglio dire perché secondo me diventerà un elemento di discussione. Aggiungo un'ultima roba, ma semplicemente per pura soddisfazione personale. Voi vi ricordate, cioè, i giornali dovrebbero avere una pagina, e le TV, una pagina finale, ve lo ricordate? Vi ricordate sulla settimana enigmistica? Una volta c'era scritto, mi ricordo bambino, lo sapevate che? Puntini puntini. Vi ricordate che vagonata di parole mi sono preso per aver semplicemente fatto un ragionamento scientifico circa l'eventuale possibilità che il virus potesse essere, notate i condizionali, artificiale. Ah bon? Cioè, me l'ha detto di tutto, ma a iniziare da illustri scienziati. Vi ricordo che io semplicemente dissi, guardate che Luc Montagnier, che non è un Mona, ma è uno che ha avuto il premio Nobel per la medicina per aver isolato il virus dell'AIDS, fece da subito, penso fosse già febbraio 2020, disse guardate che ci sono degli ragionamenti che non tornano su questo virus, che è bene scandagliare perché potrebbe, anche lui usò il condizionale, essere artificiale. Ma ci furono anche una serie di articoli autorevoli scientifici a livello internazionale circa il dubbio. Apriti cielo, abbiamo scoperto di avere in molte famiglie di premi Nobel della medicina, parolasse e tutto sta. Avete visto che è intervenuto anche il professor Fauci, il virologo numero 1 al mondo? Perché al di là dei report dei servizi segreti americani che uno può dire hanno fatto apposta per fare dispetti ai cinesi, ma Fauci anche lui ha detto oh, ragazzi, fermi un attimo. Al di là della storia dei 3 infettati di Wuhan, i 3 ammalati del laboratorio. Allora io dico, ma in questo paese la verità, o quantomeno, come si può dire, il senso dell'obiettività c'è ancora oppure no? Io mi aspettavo un grande dibattito adesso su sta storia. Allora, a febbraio eravamo indignati perché il politically correct non permetteva di dire nulla, no? Adesso va ben tutto. Il 3 febbraio io proponevo l'isolamento fiduciario dei bambini che tornavano dal carnevale cinese, ero razzista. Adesso con 69.000 bimbi isolati perché si sono infettati è una roba normale. No, lo dico, scusatemi, lo dico semplicemente perché varrebbe la pena anche di sottolineare che la coerenza è fondamentale nella vita. E molte cose che abbiamo detto a questo tavolo poi si sono rivelate. Non vi parlo del passaporto vaccinale, no? Apriti cielo. Siamo trattati come i cani e i gatti. Sì, abbiamo il passaporto vaccinale. Fra l'altro mi fa piacere perché Sole 24 Ore oggi ha riportato come la virtuosità veneta sia ai massimi livelli a livello nazionale, perché addirittura abbiamo il passaporto vaccinale, i nostri cittadini, io ve l'avevo già detto, forse non è passato, se lo possono scaricare, hanno tutto il certificato vaccinale da sanità chilometri zero, l'unico incombente è che bisogna farsi lo SPID, insomma informaticamente bisogna registrarsi e lì hai tutta la tua storia vaccinale, ti puoi scaricare tutti i certificati che vuoi. Insomma, questo per ringraziare anche tutti i nostri dipendenti della sanità che lavorano per dare questo servizio ai veneti. Avete domande? Tosato Pederiva Prigioni, per ora. No, intanto, buongiorno Presidente. No, allora, questa ipotesi di somministrare Johnson & Johnson agli operatori del turismo, no? Che ce lo chiedono, peraltro. Certo, non ho capito bene quali verifiche siano necessarie. Del consenso informato, perché ecco. AIFA dice raccomandato sopra i 60 anni. Allora, io ho dei colleghi che fanno gli Astra Day, per dire, no? O fanno lo Johnson Day. Altri che, come noi, lo utilizzano in maniera, diciamo, puntuale sopra i 60 anni. Premesso che siamo partiti da sotto i 55, sotto i 60, sopra i 60. Fatto il giro del Luna Park, sti vaccini. Allora noi diciamo, bene,
è una grande opportunità, è un vaccino autorizzato EMA, non stiamo parlando di una porcheria sperimentale. Adesso vogliamo capire quale sia la formula per andare a vaccinare un operatore sotto i 60 anni, per dire, io l'avrei fatto Johnson & Johnson. Però siccome qua c'è sempre il privilegio, lui che ha fatto una dose, mi metto a fare... Io sono andato al centro vaccinale, cos'è, punto. Tanto è vero che noi, prima che ci fosse la norma sugli over 60, peraltro, se devo dirlo tutta, speravamo di fare AstraZeneca. Perché? Perché comunque ha dei dati che sono assolutamente importanti, quelli di AstraZeneca. E dopodiché è stato cambiato, quindi a noi è toccato, dico a noi, come fascia di età, cioè, è stata destinata a Pfizer e Moderna. Però, ecco, quindi non è un problema di vaccino, è un problema solo di capire giuridicamente di fare una roba che stia in piedi, se si riesce a fare. Ovvio è, e chiudo, che se AIFA chiarisse questo raccomandato, ci darebbe una gran mano. Perché voglio anche dire, ne parlavo col commissario Figliuolo, adesso arriveranno vagonate di AstraZeneca e di Johnson & Johnson. Noi a fine la prossima settimana avremo 60.000 Johnson & Johnson. Che vuol dire, rapportato a un vaccino con 2 dosi, vuol dire 120.000, giusto? Sì. Quindi io faccio 60.000 test, chiuso. Con un altro vaccino mi servono 120.000 dosi per fare 60.000 test. Se non chiariamo sta roba del over 60 e under 60, cioè la possibilità del raccomandato, noi rischiamo di mandarli su un binario morto questi, Ma avete chiesto ad AIFA di chiarirlo? L'abbiamo chiesto a voce, lo chiediamo anche come conferenza, lo presenterò giovedì in conferenza delle regioni, perché è una necessità per tutti noi, perché noi perché la viviamo di più? Perché abbiamo già sostanzialmente quasi il 100% degli over 80 vaccinati. I 70-79 sono l'84, 86, non mi ricordo più, 84 di questa mattina. Quindi sopra i 60 noi ormai il limone è spremuto. A chi gli diamo sti vaccini? Se non si chiarisce sta storia del raccomandato. Per noi è fondamentale. Noi ovviamente la viviamo prima di altri colleghi che hanno ancora over 60 da vaccinare. Se resistesse la raccomandazione over 60 per Johnson & Johnson, quale sarebbe il piano B per gli operatori del turismo? Pfizer e Moderna. Pfizer e Moderna. Però più dilazionati invece noi riusciremo... Ma sentite, il problema non è che resista. Secondo me va bene che ci sia scritto raccomandato. Bisogna declinare il concetto di raccomandato, perché siccome siamo in un paese nel quale le carte contano di più dei fatti, no? Qua c'è un paese che vive di carte. Se raccomandato vuol dire che ci dicono, guarda, è raccomandato perché pensiamo che il candidato ideale sia un over 60, ma va bene per tutti, e se invece il raccomandato è solo a quelli, capite che sono 2 concetti diversi. Però io ho colleghi, lo sapete, abbiamo colleghi che fanno giornate dedicate a questi, proprio per questo motivo qui. Vogliamo ricapitolare le tipologie degli operatori del turismo? Le tipologie sono albergatori, campeggi, cioè tutto il mondo del turismo, sono 80.000 abbiamo calcolati, no? Sì, sono tutta la parte alberghiera, ricettiva, stiamo parlando appunto di tutto il Veneto, quindi mare, montagna, lago e termale, quindi ci sono dentro anche le strutture termali e sono circa 60.000. Poi abbiamo 9.500 sono quelli all'aria aperta, quindi andiamo a 69.500. Aria aperta? A campeggi, ecco. Quindi aria aperta, campeggi, e stiamo raccogliendo gli ultimi dati sui parchi divertimento, quindi Gardaland, piuttosto che Caribe Bay, Caneva, eccetera. Quindi saranno altri 2-3 mila, mi sembra siano Gardaland, poi gli altri, insomma, quindi arriviamo ai 73-74 mila, insomma, facendo poi che se tutti si vaccinano, e sono anche dati che poi vanno confermati, perché sono dati comunque di Veneto Lavoro, quindi anche che probabilmente prima della pandemia, quindi vanno confermati, però insomma il contingente potrebbe essere questo. Però un turismo covid free non è un miraggio se riusciamo a combinarla velocemente. Allora, noi riusciamo sicuramente a chiuderla. L'aspetto temporale
è direttamente proporzionale alla disponibilità dei vaccini, in particolar modo sto Johnson & Johnson che ci permetterebbe la prossima settimana di mettere lì 60.000 persone vaccinate. Ce le facciamo una settimana, capite? Le chiedo un'ultima cosa, ma insomma pertiene sempre questo argomento del turismo, no? Solo che riguarda i turisti. Sì. La fatidica vaccinazione, insomma il richiamo alla seconda dose ai turisti. Qui ogni giorno ci sono opinioni diverse, insomma mi pare che anche i soggetti cambiano opinione di frequente. Federica, che è presidente della conferenza delle regioni, adesso dice che la vede difficile, prima aveva detto che era una bella idea, prima ancora che non gli sembrava praticabile. Al di là di questo, siccome a breve ci sarà la visita del ministro del turismo di Garavaglia che lei ci ha annunciato, ne ha parlato con il ministro per eventualmente sostenere e sbloccare questa cosa? Ma ne abbiamo parlato assieme anche con altri governatori, però il tema è questo, non è un totem ideologico. Io ho posto una questione, non mi sembra irrilevante, tanto è vero che i nostri operatori mi hanno detto magari potessimo vendere anche questo plus in più, che poi riguarderà lo 0,0% dei turisti, però uno dice, vabbè c'è anche il missile per andare sulla Luna, ma nessuno vuole andarci, però c'è. E l'ho sempre detto, così evito anche quelli che fanno le battute, ho sempre detto che guardate che la condizione principale è che ci siano i vaccini. Questo l'ho sempre detto. Dopodiché, perché dico che è fondamentale che ci sia una decisione nazionale? Non per tenermi le mani libere, perché il foglietto che io lascio potrei rilasciare al turista che viene da un'altra regione italiana, deve essere accettato dalla sua regione per la registrazione. Tutto qua. Se dopo si dice che questo fa perdere tempo, non vogliamo, vabbè, è ovvio che uno si può anche programmare la vaccinazione in base ai suoi impegni, però è pur vero che avendo pochi vaccini in Italia uno è costretto a vaccinarsi quando lo chiamano, o no? Questa è la questione che ho posto. Forse noi abbiamo una sensibilità maggiore rispetto a questo tema perché viviamo di pane e turismo e orgogliosamente parliamo del nostro Veneto. Io quando faccio tutte le dirette in TV c'ho sempre il pannello del Veneto, anzi devo cambiarlo perché c'è la neve, è già ora che lo cambio. E vedo che i miei colleghi iniziano a imitare questo pannello, no? Ma è giusto che sia così, ogni regione deve proporre le sue storie. Noi ne abbiamo tante, a noi ci vorrebbe un maxi schermo da cinema più che una televisione, perché abbiamo tanti di quei circuiti turistici a far paura. Però De Luca ha detto che offrirà anche il caffè e la merendina. Sì, a noi ancora di più, lasciamo anche il caffè sospeso. Grazie. Prego. Federica. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Chiudo il capitolo aperto dal collega Tosatto. Quando lei parla di chiarimento da parte di AIFA sul consenso informato, intende dire che se il cittadino, operatore turistico in questo caso, è disponibile a firmare il consenso informato circa eventuali effetti collaterali che dovessero esserci, malgrado abbia meno di 60 anni, questo potrebbe bastare? Beh sì, io direi ancora una cosa ancora molto più tranquilla e mi sembra di buon senso, che si chiarisse questo raccomandato. Se fosse chiarito in maniera un po' più articolata, eviterebbe magari l'imbarazzo di dover far firmare consensi informati o altro. Ovvio che... Chiarire come? Sollevando la regione da responsabilità? No, nel senso che si spieghi ancora meglio cosa significa il raccomandato. Qualcuno dice, ma raccomandato vuol dire che se ne hai... c'è anche questa interpretazione, ve lo dico per onestà. Se hai altri vaccini da fare sotto i 60 anni li fai, se non ce li hai usa quelli che sono raccomandati sopra i 60. Ok, se questa è la lettura a noi va benissimo, basta che ci venga meglio esplicitata. Non è un attacco a AIFA, è una richiesta, ma ne aveva bisogno, ma ne avrà bisogno anche il commissario, perché nel momento in cui tutte le regioni arriveranno ai nostri livelli di aver saturato gli over 60, ti ritrovi col magazzino che cresce e devi fare una scelta. Ok, poi rispetto all'agenda di Ferragosto, quando dice cerchiamo di avere meno vincoli possibili nelle 2 settimane centrali, questo significa che non verranno fatti appuntamenti? No, o li facciamo, ma io spero solo per prime dosi, faremo in modo di liberare il più possibile. Io spero anche che ad agosto sia finito il giro, perché se ci arrivano i vaccini che sono stati promessi a agosto, potremmo solo pensare
di tagliandare la macchina e fare la programmazione per l'eventuale terza dose e l'inizio dell'autunno, sulla quale anch'io condivido che debbano essere sempre più coinvolte le realtà territoriali, quindi i medici di base e le farmacie, perché sono assolutamente dei pilastri fondanti. C'è questa visione a livello nazionale, l'importante è che venga chiarita e normata bene, che poi non succeda che uno pensa che lo faccia il centro vaccinale, l'altro pensa che lo faccia la farmacia, un altro ancora pensa al medico, alla fine il cittadino resta, cioè, stabilito chi li deve fare, ognuno poi li fa, cioè noi non abbiamo problemi. Considerate, noi abbiamo 1600 dipendenti, volontari compresi, scusate, nei centri vaccinali, sono tanti, sono tolti dagli ospedali. Conferma comunque l'intenzione di tenere aperti i centri vaccinali? E a motori al minimo, sì, finché non c'è tranquillità su chi fa i vaccini e su come li facciamo, e scusatemi, io sinceramente non è che sono tranquillo per la prossima invernata. C'è anche l'anti-influenzale oltretutto, giustamente mi ricorda l'assessore. Ma si può pensare a una somministrazione dell'anti-influenzale negli hub, appunto, anziché negli ambulatori di No, medicina non famiglia? questo, ma avremo uno sforzo vaccinale importante, dovremmo, cioè, capite, abbiamo capito una roba che quando, come si può dire, vai in defiance, sbagli qualche giorno, ti ritrovi poi una massa paurosa. L'abbiamo già vissuto con questa campagna vaccinale, se lo ricordate all'inizio. Per cui dobbiamo essere pronti al colpo di reni se succede qualcosa. Ultimo tema, Presidente, il Green Pass. Sì. C'è confusione tra i cittadini su come si può ottenere questa certificazione, dal momento che tra l'altro sono state annunciate delle possibili indicazioni nazionali uniformi. Nell'attesa, come ci si deve comportare? Nell'attesa c'è il certificato che rilasciamo alla vaccinazione. Ed è uno dei 3 profili. Poi c'è chi ha avuto il Covid e invece è guarito, una risposta anticorpale, per così dire, naturale. Chi rilascia quel certificato? Lì bisogna farsi in medico, però vanno. I medici non ne sanno niente, però da questo punto di vista. I medici non ne sanno niente e hanno ragione. Cioè, noi pensiamo a questo, però dobbiamo normarla tutta sta roba. Però siamo sempre rimasti in attesa del fatto che il Green Pass nazionale non ha avuto una definizione. Se uno avesse detto questo è il modulo, considerate che noi facciamo un Green Pass, chiamiamolo così, ma nasce prima del Green Pass, in doppia lingua, bilingue, prevedendo che, infatti, molti dei nostri lo stanno utilizzando per andare all'estero, soprattutto i lavoratori. Quindi vi riservate di emanare un provvedimento una volta che ci saranno stabilite delle indicazioni? Una circolare. Capito bene cosa intendono fare a livello nazionale, perché capite anche dare mandato di fare una roba, dopo tornare indietro non è tanto bello. Il terzo profilo di Green Pass è quello relativo a chi invece si sottopone a tampone, deve essere negativo nelle ultime 48 ore. In quel caso vale c'è la la certificazione. È bilingue anche lì, inglese e italiano. La facciamo ovunque. Vi date dei tempi? Perché ormai la stagione turistica inizia, nel senso che la gente certificazione sul comincia a tampone viaggiare. c'è. Quella sul tampone c'è, sulla precedente intendo? Quella sul Sulla guarito? precedente vediamo, giovedì abbiamo la riunione dei presidenti alla conferenza delle regioni e ne parliamo anche di questo, perché uno dei temi caldi questo è quello dei vaccini. Okay. Grazie. Prego. Prigioni. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Buongiorno. La questione del Johnson & Johnson potrebbe essere un'adesione volontaria, cioè raccomandato. Sì, E quindi potrebbe. se un under 60 dice io sono disposto a farlo e firmo in maniera volontaria, è un po' come quegli open day che si stanno facendo in giro per l'Italia. Sì, però noi, siccome siamo in Veneto, vogliamo avere, come si può dire, tutte le carte a posto. Penso che i nostri tecnici abbiano ragione. Alla fine andrà a finire così. Cioè, sinceramente, se io, ripeto, avessi dovuto scegliere, quante volte abbiamo detto, soluzione Johnson & Johnson, un'iniezione, copertura, cioè è difficile dire che non sia competitivo un vaccino, cioè, oltre a costare poco. L'altra cosa, fino al 16 giugno... Scusa, un'altra roba da Johnson & Johnson che non si ricorda mai, la catena del freddo. Johnson & Johnson non ha i problemi degli altri vaccini. Dicevo, fino al 16 giugno c'è la copertura per tutte le prenotazioni, richiami Quasi compresi? tutte. Ce ne sono ancora degli slot liberi. Ok, grazie. Sì, c'è ancora qualcosa. Altre domande, Marco? No. Altre domande? Grazie, A signori. Sì, prego. No, Assessore, poi, scusa, no, ti- mi è venuta adesso. in faccio mente, sempre siccome questo sgarbo. non tranquillo, che era una questione che poi...
Non ho Coniglio, capito. 2-3 conigli. Ha un coniglio nel cilindro. No, arriverà il comunicato nel pomeriggio con i numeri, però oggi è stata approvata la delibera, quella per quanto riguarda i fondi dell'azienda ospedaliera di Padova, e quindi voi sapete, ne abbiamo discusso qui, me l'avete chiesto insomma una settimana fa, oggi è stata approvata la delibera, quindi quei 2 milioni e 2 per le 3 annualità, anticipiamo chiaramente 2020-2021 e poi ci saranno il 2022, però vi arriverà anche un comunicato con i dati. Sì. Poi oggi abbiamo approvato anche un'altra delibera per le forze dell'ordine che ovviamente che si infortunano durante una sparatoria, cioè, per dirne una, o un incidente con una volante, una roba del genere, per fare in modo di non far pagare il ticket in caso di codici bianchi, nel senso che è un riconoscimento che io ritengo doveroso nei confronti delle forze dell'ordine, che hanno una tutela anche, perché fino a ieri si sarebbe dovuto pagare il ticket se uno c'ha una scoriazione da un proiettile, la dico banale ma per dare un'idea, se non è così tanto problematica, un codice bianco e finisce che si paga anche il ticket per essersi preso una pallottola o essersi preso uno spintone da qualcuno, un pugno, una roba del genere. Quindi da oggi, anzi dalle prossime ore, non si paga più. No, ho parlato io fra l'altro con il generale Parrulli, che è stato lui a presentarmi questa necessità, e l'abbiamo adottata e è diventata delibera di giunta. Tu avevi ancora una cosa? No, appunto volevo chiedere se c'erano state delibere significative di giunta, ma L'ha detto l'assessore. ci avete già risposto. Sì, considerate che quella che ha citato l'assessore, il governo ce l'ha impugnata. Cioè, noi volevamo dare stipendio ai nostri medici e il governo ce l'ha impugnata. Però alla fine abbiamo vinto la battaglia. Bene, grazie a Buon tutti. lavoro ragazzi, grazie. Ci vediamo domani.